Urco, vabbè che sei un parcheggio proprio a disperare, ma come fa uno a fare a van life? Dove è scritto? Guarda, non furgoni. Guarda, beh, amati. È razzismo sto qua? Guarda il CP che fa van life. Che bella vera cassetta. Tutti in coda a scaricare la cacca, a guardare la cacca, a snusarsi la cacca. Che bello, cazzo. No, poi minga il nautico. Il nautico sarebbe che roba che ti da dentro, ti schincci un bottone e sta cacca va su. Ti consiglio, boia, se di grassa intera, quando sei nella Romea, di fare una sosta alla Bassia del Pomposa. C'è un parcheggio comodissimo per autobus e camper. La puntina l'hai già vista, sai che c'è il parco molto bello, la Bassia molto bella, il laghetto molto bello, eccetera, eccetera. Oh, qua vuoi fare la van life, altro che il parcheggio deve essere. Qua, sì. Proprio in l'erba proprio. Guarda qua, sì. Ma pure che sera balde. Diventano tutti 4x4, quindi... Sì, divento di sera, sì. No, tutte ste scale, speriamo che sia da pagare, così ho la scusa per non andarci. 5 euro a cara. Servizio dog sitter da Matteo. Aspetta che tegli la qua. Olfo, ho notato che sei sempre a fianco alle mie vertigini, cioè ogni volta che io vivo situazioni spiacevoli, no, ma non so, mi ho fatto sto collegamento qua. Vero, c'è anche tra Mezzinoli che alle vertigini, come godo. Guarda, mi sono già sparite, perché il mio cervello deve concentrarsi sulla tua sofferenza, deve godere della tua sofferenza. L'ho fatto poco, Sì, Olfo, guarda, sai cos'è questo? Vedi questo cos'è? È l'infarto questo. È il set di Marco Aurelio Pisellonio. Muzio Semoso Marco Pisellonio. E c'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così. Scusi, io posso andare? Quando lo racconto a Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via! Ma signore, ha solo... No, voglio battersi contro animali feroci e rabbiosi entro domani! Sì, signore, vieni tu. Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio. 50 miliardi de piani. Io, buondì. Porca miseria. Chi è sta qua? Ecco che Vemolfo che ne illustra, no, riproduzione della Sacra Sincope. Dai, contane. Era il cipiario là. Forse c'ero stato, o forse no, perché il pavimento. Guarda che figo, robe sataniche, quel che mangia i coglioni, guarda che bello, quel che mangia i coglioni, che forte. E i cattolici e i bravi, queste robe qua. Il mio cane, se lo dai in adozione, vedi, lei punta agli altri cani, è là tranquilla. No dai, sta guardando in giro, sta dicendo dov'è quello che mi dà le scatolette? Ario qua, quel che mi compra le scatolette, Ario qua, quelle scatolette, i coglioni. Questa scena dei miei ricordi di quando ero giovane, adesso sembro vecchio perché ho 40 anni, ma se un giorno ne avrò 80, a 40 ero giovane, porca che dato troia. Avevo questa immagine di Olfo che timidamente
osservava queste scene di vita quotidiana consumarsi in questo sole ferrarese. Ulfo, non ho capito, rispiegami questa tua osservazione che in questa valle di sofferenza, no, hai detto? Sti martini. Velociraptor da lei. Il Velociraptor può aumentare la sofferenza, Dio caro. Cioè, dite se l'hai in croce col Velociraptor che ti mangi i senozzi. Cioè... Come non gli era al tempo, roba vecchia. Prima di Cristo, se no. Ah, beh, ciao. Di Cristo, dopo Cristo. Vabbè. Avanti Cristo. Ma neanche la stella cometa era, dai. Sì, ho capito, ma altro che grossi. A me proprio la punta trapano, guarda che misteri. Guarda che misteri. Anche il can da talpe, guarda. Cultura. No, non lo stavo dicendo. Siamo in Veneto però qua. No. No, non siamo in Veneto. Siamo in Emilia. Ok. Ferrara. Romano. Ok. Quindi cultura emilio-veneta. Quella collezione c'è io faccio. Oh, guarda, per fortuna che i miei amici dicono sempre che Pulmin ha le ruote in dentro. Guarda lì, Merlega il doppio in dentro. Porca miseria. E che te sarà a metà del Pulmin. Fare van life da Ulf. Brava. Fa van life. Da poco da fare van life. Non vuoi niente da ballare. No, raga, 1,5 metri, un po' lo cande van life. Cade l'ostia. Ah, te va 20 su Pulmin, ah? Porca troia, Dio nato. Cosa? Se farà van life non posso, La van... Sì, ma con furono di altri, ma va bene. Ho capito, a farlo col mio, farò col tuo, Dio caro. Ah, una bella passeggiata lì da Tivolano. Scusate, ma serve Pavoni? Eh sì, è quello disabile dell'altra volta. Si è andato sotto una macchina, come corrono qua. Povero. Comunque ho detto anche a loro, qua siamo, non è che siamo, che dopo 2 Nurofen non è che uno capisce dove. No, ma com'è il paese che siamo qua? Ah, Lido di Volano, dai che ti avevo portato a vedere la puntina. Siamo venuti qua perché io gli ho anche detto è impossibile non vederli, ce ne sono da centinaia di caprioli, è impossibile non vederli, fate vedere anche là. Bello, nice. Buonasera. Prevedo un conto salatissimo, non per il pesce, ma perché le stufe vanno a pellet. Allora, tra mezzinoli si prende questo, sì. Ulfo, si rompe o non si rompe? Che sporo! No, ripeti, cos'è che hai detto? Che piuttosto di buttarlo via lo mangio io. No, è un altro modo. Mamma mia che serata stupenda. Entrare. No, il Doberman, noi abbiamo un pitbull e un dalmata, andiamo avanti tranquilli, non preoccuparti. A Jesolo ce l'hanno su quei pastori tedeschi. Questo è un cane decapitato. Occhio che è partito il GP. Oh taia! Lucio che è partita, dove cazzo è adesso? Piano, 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 ehi, dai. Sì. Perché adesso ti vede. Cioè praticamente eccoli là, ci hanno chiuso dentro al recinto e i caprioli sono fuori dal recinto. Cioè mi sento tanto capriolo, mi sento un po' ragù in questo momento, non vorrei dire. Bello tutto è che noi siamo intrappolati, cioè voglio dire, loro sono liberi fuori e noi siamo recintati qua dentro. Oh, so che sembra assurdo, ma è la realtà delle cose. Mi spiace anche per lei, mi volevo farle vivere questa esperienza, tanto non gli fa niente, a lei gli serve. È che... E stamattina, cazzo c'è un faiano, abbiamo anche i fenicotteri rosa, che ve li zoomo, tac. Guarda, fenicotteri rosa anche a sinistra, guarda, è l'anno dei fenicotteri rosa, aspetta non li vedi forse, guarda che c'è la gente che li filma, vedi? Sì. Che bello che si fermano qua a far rischiare la vita ai giovani. Caffè da Van Life, posto da Van Life, c'è una roba tipo che mi scendo qua e me guardo qua finché mi rompo i coglioni, tra parentesi 10 minuti e dopo avanti. Vedi, ogni tanto ti firmo i cartelli perché sono ciò che mi fa mandare affari a quel paese, tutta la gente che
che ti chiede soldi, fa accattonaggio, dice non c'è lavoro. Se dopo mi si risponde che ci sono tante ore da fare, eccetera, eccetera, beh ragazzi, svegliatevi fuori. La gavetta l'ho fatta anch'io, io da quando avevo 15 anni facevo 12-14 ore di lavoro come barman, mi sono fatto le ossa, ho imparato ad apprezzare, a capire, a discernere cosa è sacrificio, cosa vale la pena fare, cosa no. E il lavoro non mi è mai mancato, di conseguenza i soldi non mi sono mai mancati, di conseguenza non ho mai fatto accattonaggio. Quindi anche quando mando a fare in culo tutti quei fora dai supermercati, c'è lo spicciolo, gli tirerei una pappina, gli farei saltare i denti. Sono molto fortunato ad avere questo, no, non il castello, il mare, però il mare, pensaci un attimo, veramente non voglio fare invidia a nessuna premessa. Però il mare nella quotidianità è una cosa diversa. Un conto è vedere il mare, un conto è vedere il mare nella quotidianità, ossia quel panorama normale di tutti i giorni. In più poi ci sono anche le altre cose belle. Cane, perché sei felice? Non è per te il Mac, Cos'è sta felicità immotivata? Invece no, che non si sa, in giro le ho preso 2 hamburger. 12 aprile 2023. A parte, vabbè, la spuzza e scorresa del can che è sempre nei miei pensieri, però guardavo dal letto, vedi, su qua nel letto, non sto qua, non si sporco così i peuchi dei calzetti, no, che tengo a pulizia all'ordine. Che è strano, cioè io guardavo e dicevo, cazzo, sono dentro un camper, cioè mi viene spesso sto pensiero, ma è da 7 anni che vado avanti, quindi da una parte sì, te l'ho detto tante volte, è diventata abitudine, è vero, però quel minuto alla sera ogni tanto, cioè ti guardi in giro e dici, ah che bello, e dopo subito automaticamente dici, ah cazzo, ma è un camper, cioè sono dentro un camper, è stranissimo, perché vederlo così dici, vabbè, i mobili, il legno, ok, è una stanza, ma in realtà no, sta stanza è una volta in strada, una volta in una zona industriale, una volta in montagna, una volta in riva al mare, cioè è sempre i giardini che cambiano. Non dice niente, non insegna niente questa cosa, un po', però sai, un po' come quando leggevo il Thoreau, cioè il bello di quando io leggevo Thoreau rispetto ad altri, tra virgolette, scrittori. Sì, lui era un filosofo, era un professore di filosofia, però vabbè, chiamiamolo scrittore, che in Thoreau mi immedesimavo, cioè io leggendo Thoreau, cioè, mi sentivo lui, cioè vivevo quello che viveva lui proprio, e quindi non so, io con questo mio dire ogni tanto, no, queste sensazioni, voglio farti provare anche a te questa esperienza, ossia voglio far sì che anche tu riesci a immedesimarti, no? E pertanto che anche tu, una volta immedesimato, riesci a percepire che strano che è sta roba. C'è un'emozione strana, non è che sia particolarmente piacevole, per carità, cioè nulla di che, però è strana, che sia, cioè, strana, dico e ripeto, strana. Però poi già solo guardando questo piccolo pezzettino, tipo questa è la foto preferita di Giacomo, ma è delle patate fritte, cioè che vita può avere uno che ha come foto le patate fritte, cioè che fa e stampa e si appende la foto delle patate fritte, hai capito? E quindi il discorso della stranezza, sì, è uno dei miei animali domestici preferiti, il cinghiale. Ma che figa che era l'ale una volta. Ci tenevo... Mi sarebbe piaciuto un giorno parlarti di cinghiali e dei maiali, però è un argomento troppo complesso, perché piuttosto ti parlerò dell'ipnotismo, cos'è l'ipnotismo, come funziona, eccetera, eccetera. Dopo aver capito bene l'ipnotismo, allora capirai, probabilmente, il discorso che forse un giorno farò sul maiale e sui cani, cioè dell'assurdità che noi uccidiamo i maiali invece di uccidere i cani, cioè è 1000 volte più grave uccidere un maiale piuttosto che uccidere un cane, però vabbè, è un argomento molto delicato e complesso, quindi forse più avanti, dai. I run from the liars, the fuel on the fire. I know I created myself. I know
days and bad nights, but I never asked for